Carissime Aquile, bentornate a questa nuova puntata di Aquile Libere. Oggi torniamo su un tema fondamentale e importantissimo, il referendum costituzionale sulla proposta del taglio dei parlamentari, che ad oggi è già fissato al 20 di settembre 2020. Abbiamo chiesto un'intervista all'avvocato Luca Campanotto, che è qui accanto a me. Grazie Luca per averci accettato qui a casa sua, a Rivignano Teor, di fronte alla bandiera del Friuli che l'avvocato perennemente, come è giusto che sia, espone appunto all'esterno di casa. Solo anche per ricordare che abbiamo già parlato in due puntate ben distinte di referendum, sempre con l'avvocato Campanotto nel mese di febbraio e nel mese di marzo. Questa è la terza puntata che è incentrata su questo tema. E all'avvocato Campanotto volevo chiedere quali sono gli aggiornamenti rispetto alle precedenti due puntate di febbraio e di marzo sul referendum. Grazie, intanto un grande mandi a tutti. Ci sono molte novità dopo la fine della chiusura del coronavirus e approfittiamo anche di questa pausa estiva agostana per approfondire. Vi ospito volentieri e vi ringrazio per quest'opera divulgativa. Abbiamo vissuto periodi difficili, siamo tutti reduci da 2 mesi di arresti domiciliari che hanno stritolato i nostri diritti costituzionali fondamentali. Abbiamo provato già tutti sulla nostra pelle quanto è avvenuto, ovvero sia che ultimamente si sta verificando uno strapotere del potere esecutivo, non solo del governo ma soprattutto del suo capo, che ormai viene già chiamato Premier e che sulla base di decreti legge con delega in bianco tramite DPCM, cioè decretazione amministrativa monocratica, ha eluso ogni controllo sia del Quirinale sia del Parlamento per accentrare su un singolo vertice esecutivo tutto il potere. Abbiamo già visto quindi che uno dei principali organi che potrebbe frenare questa deriva è proprio il Parlamento e ci siamo già resi conto della necessità di votare no, proprio per rafforzarne la centralità, il prestigio, il potere. Perché purtroppo in Italia, contrariamente rispetto a quello che avviene in Germania, non abbiamo potuto fare un ricorso diretto alla Corte Costituzionale a tutela della nostra libertà. E l'emergenza, poi abbiamo visto, ha permesso di perpetrare ulteriori sprechi. Gli sprechi non stanno nel singolo caffè all'anno che questa proposta di taglio consentirebbe di risparmiare per ogni cittadino. Gli sprechi non stanno sul potere legislativo del Parlamento, ma viceversa sono molto più ingenti sempre sul potere esecutivo. Abbiamo visto anche durante l'emergenza coronavirus tutta questa squadra di tecnici, di consulenti, queste task force, no? Abbiamo già visto questi supercommissari, abbiamo già visto come i veri sprechi sia quantitativamente sia qualitativamente non stanno sul Parlamento ma stanno sull'esecutivo. Pensiamo alle grandi burocrazie ministeriali centrali, pensiamo ai grandi dirigenti pubblici apicali. Quindi questa proposta è uno specchietto per le allodole sostanzialmente, non cambierebbe nulla, ecco, il risparmio sarebbe irrilevante. Abbiamo visto poi, sempre durante questo stato di emergenza, come ultimamente sia stato addirittura prorogato, no? Perché evidentemente torna utile a molti in alto questa situazione anomala che si è venuta a creare. E da ultimo, dopo la proroga, qualcuno si è reso conto che
l'attuale fissazione del referendum dal 29 marzo 2020, data sconosciuta ai più grazie al nostro brillantissimo sistema mediatico, per una consultazione senza quorum tra l'altro, al 20 settembre 2020, confermo quanto già anticipavate, ecco, questo rinvio cade proprio all'interno del periodo di proroga dell'emergenza. E quindi, proprio in considerazione del fatto che non risulta possibile andare a modificare la Costituzione in stato di emergenza, perché molte dittature sono incominciate così, qualcuno, più di qualcuno, ha già fatto ricorso anche alla giustizia costituzionale, denunciando questa situazione anomala, perché a seguito della recentissima proroga la precedente fissazione referendaria cade proprio al centro del periodo di proroga. Questo profilo è stato già sollevato da vari ricorsi, in tutto 4 a fine luglio del 2020. La Corte Costituzionale ha già comunicato pubblicamente la fissazione dell'udienza del 12 di agosto 2020. Tra qualche giorno la Consulta valuterà se ammettere i ricorsi ed adottare eventuali misure cautelari. La situazione è molto delicata, potrebbe essere un passaggio decisivo, quello della Corte Costituzionale, tra qualche giorno. Tra i ricorsi abbiamo quello del comitato referendario che ha chiesto il referendum costituzionale confermativo o oppositivo. È un organo costituzionale, quindi verosimilmente la Corte riterrà ammissibile questo ricorso, che fa valere appunto questi profili procedurali legati all'incompatibilità della fissazione 20 settembre 2020 rispetto al periodo di proroga dell'emergenza, perché per tenere un referendum costituzionale, fra l'altro senza quorum, è necessario che ci sia una situazione di tranquillità sociale, non viceversa un'emergenza epidemiologica. Tenendo conto anche del fatto che il governo avrebbe potuto fissare la data fino al 22 di novembre del 2020, cosa che in realtà non è avvenuta perché, come già avvenuto a inizio anno, si sta cercando di troncare una campagna elettorale, una campagna referendaria che potrebbe essere simile a quella del famoso 4 dicembre del 2016. E la cosa più importante sollevata dal contenzioso costituzionale più recente, che è davvero interessantissimo, sta nel fatto che c'è un altro ricorso portato avanti dalla regione Basilicata, che pur essendo una regione a statuto ordinario ha svolto delle difese davvero coraggiose, pionieristiche, sollevando vizi anche sostanziali, non solamente procedurali, su tutto l'impianto della riforma, andando a censurare la sottorappresentazione delle regioni più piccole, che deriverebbe dalla vittoria del sì, andando a sostenere l'impossibilità di procedere a una revisione costituzionale così incisiva, che taglia più di un terzo dei seggi in entrambe le Camere, anche al Senato, dove notoriamente è molto più difficile l'accesso, vi sarebbero sbarramenti reali addirittura del 15%, nella Camera eletta tra l'altro su base regionale, andando a sostenere l'impossibilità di procedere a revisione contro principi fondamentali supremi, inderogabili anche per legge costituzionale, come sono quelli della sovranità popolare e della rappresentanza politica della base elettorale, anche territoriale. E quindi davvero questa iniziativa merita tutta la nostra simpatia, la nostra attenzione. Io direi anche da parte della nostra regione a statuto speciale, che sulla base della giurisprudenza costituzionale
215 del 2013, la famosa sentenza sulla parità di trattamento tra tutti i gruppi linguistici legalmente riconosciuti, che dal punto di vista processuale però è molto importante in quanto riconosce a questa regione autonoma maggiori titoli di legittimazione attiva anche in via principale e anche a livello di giustizia costituzionale. Dicevo, è auspicabile che anche gli organi regionali, la giunta regionale che è competente sulle cause, ma anche il Consiglio regionale che è, diciamo, il referente più ampio, più alto e ultimo in materia di indirizzo politico, si interessino a questi contenziosi, perché quando anche vinca il sì, eventualmente questa regione potrebbe prendere in considerazione anche eventuali iniziative anche legali, ecco, contro questa riforma, che è dannosissima per il Friuli, che genererebbe un autentico disastro geopolitico e taglierebbe fuori non solamente le minoranze politiche ma anche quelle linguistiche dal Parlamento, penalizzando soprattutto i territori più periferici come ad esempio il Goriziano, o deboli come ad esempio la montagna, in quanto poco popolata verrebbe tagliata completamente fuori, quindi il Friuli ne soffrirebbe tantissimo, ecco. Ecco, quindi ribadiamo anche, grazie alle tue argomentazioni, quella che è l'indicazione di Aquile dal Friul, un no secco a questo referendum, qualsiasi sia la data, 20 settembre 2020 confermato, qualsiasi altra, ma un secco no. Andiamo a votare perché non c'è quorum, se non volete vedere sparire il Friuli e la sua rappresentanza dal Parlamento romano, il no è quasi obbligatorio, se non necessario. Io ringrazio Luca per averci ospitato qui da Livignano Teor e a presto per la prossima intervista e la prossima argomentazione. Grazie a voi per l'opera divulgativa che mi permettete di fare. Bon dia a tutti voietre, care frades furlöins, Celoine Claudio Michelazzi dalla Ladinia Dolomitica, mandi a tutti da Claudio Michelazzi che vi parla dalla Ladinia Dolomitica. Gli argomenti di cui volevo parlarvi oggi sono il ladino, le lingue celto-romanze e alcuni termini della nostra lingua ladina. Dunque, il ladino è la mia lingua materna, il ladino dolomitico, il friulano, una lingua meravigliosa, è considerata una lingua ladina, le lingue romanze, retoromanze e celtoromanze toccano in qualche modo tutto l'arco alpino. Si va dal romancio nei Grigioni, dall'occitano in qualche modo che scende poi per tutta la Provenza, fino ad arrivare addirittura, secondo alcuni studiosi, al catalano. Il ladino, le lingue nostre fra ladino dolomitico e friulano, a me personalmente piace definirle come celtoromanze, proprio perché hanno all'interno del loro lessico un apporto di termini che secondo alcuni esperti derivano proprio dal celtico. Vediamoli questi termini nel mio ladino dolomitico. Voci come arente, che significa vicino, sembrerebbe appunto derivare dal celtico, dalla radice celtica ar. Altre voci come arrie, che significa ruscello, oppure bena, che significa carro in qualche modo, oppure bora, che significa oggetto rotondo anche, no? Tronco, oppure corame, che significa cuoio, oppure soia, che significa secchio, oppure bocio, che significa montone e che è quasi uguale al termine gaelico bocch.
Una parola su tutte credo abbia un significato profondo in queste lingue celto-romanze, che è la parola tauta. Tauta nel mio ladino significa ceppo, ceppo. E tauta è un termine indoeuropeo antichissimo, lo troviamo nell'irlandese antico, tuath, che significa popolazione, appartenenza, comunità, lo troviamo nel germanico theod, che con il suffisso euch fa derivare il nome dei tedeschi, Theodeutsch, Deutsch, poi in altre lingue di origine celtica tooth e infine, come vi dicevo, tauta nel nostro ladino dolomitico, che significa appunto ceppo, ceppo, radice, comunità, appartenenza. Detto questo vi saluto, grazie a tutti, arvezze, alla prossima volta. Mandi! Mandi a Miss Furlans, o sono Luigi Del Piccolo e poi Furlans, Vigli dal Pizzul. Anche queste volte sulle rubriche Miss Glitz Furlans ho cercato di un altro documentario, un documentario che l'ho fatto qualche anno fa di Astat. Ho veduto che veniva su un gran temporale, neri che Dio sol alza. E mi sono pensato li conti che i nostri svecchios accontavano in tastalis una volta. Tastalis accontavano tutti i robis di pore, di fantasticis, che se non erano inventati sicuramente non erano veri. Allora si tratta dal diavolo. Quando viene un temporale, i vecchios dicevano che è il diavolo su cui noi, perché il diavolo non è buono, è triste, e quindi tutti i rubi che fa, là che va lui, o se che fa, è un disastro. Allora, quando viene il temporale, se viene le tempeste, aiar, sbave, i puer sarbui che si rondolin, che si cricking, e quindi se vengono di fa, le int si arrava dentro in chiesa, piavano una candela, e si mettevano a dire rosari, duci, drenti, con le candele piade, quarti se barcon si arras, e il diavolo che poteva fare sui nuize che lo reve. Però a un certo punto il prim di Mari, che sarebbe il primogenito per italiano, aveva le possibilità di poter fare la via il temporale, quindi di sfantare il temporale. Allora vi arzevano le porte con gran timore, doveva la fur con due sesole, il prim di Mari, e dai 4 sesoladis al timp, e quindi che doveva sfantarsi. Un'altra possibilità era che di suonare i campanis. Il Muini in che occasione salì suonava i campanis a plen volume, e anche che i campanis che erano benedidis avevano il potere di viarsi i nuvoli e quindi di far sfantare il gran temporale, quindi fa la via il diavolo che era sui noi. Anche questo è un documentario che è di conti fantastici che i nostri svecchios appunto contavano in tastalis. Va bene, allora io us prego di vedere sempre sotto dal schermo il link dove che si può vedere su YouTube, no? E potete fare le fotografie al link qui sotto per non dismentirlo, o se no semplicemente potete fare luigidelpiccolo.youtube, lo dico come che si scrive, e là avviodelo su YouTube. Io a Miss Furlans ho l'occasione per ringraziare Aquilis dal Friul che mi dà la possibilità di fare
questi documentari, di presentare questi documentari, e così voi altri potete vedere tutti documentari fatti per Furlan. Anche voi altri cercherai sempre per Furlan. Mandi a Miss Furlan, un saluto. Mandi a tutti, benvenuti alla Chiacchierate, la trasmissione di Aquile Libere, qui su Telepordenon. Insieme con me, voi, alle tornate il professor Gotthard Mitri, che non si è lasciato col contà dalle influenze che noi abbiamo sovrinvuto con invasori che sono arrivati qui in Friuli, nominanti i nomi dei paesi e anche tanti parole che noi abbiamo vincepato di questi invasori. Si infermas ai Longobars e voi, professor, siete baino. Continuando sulla storia di queste invasioni che abbiamo avuto una prima invasione di Avars in tal 600 e che è avonde devastante dai Ungars in tal 900. Queste devastazioni sul territorio, in particolare della Plana Furlane, c'è obbligata a fare al patriarca, alla scognut, clamare in slave di venire a popolare queste zone devastate. Ve perché i paesi che vengono sulla fascia proprio d'ogni di Codroi Pacchi hanno proprio rionde origine slave. E menzioni per esempio Wirk, menzioni Jutis, Gradistie o Gradischiute, i febelin anche di Jutis, i febelin di Lonche, di Gonar. Sono due paesi che sono stati implantati di colonos, clamaschi da patriarche, in quei secoli prima dal 1000. I rivin per la quale alla fondazione del patriarcato e magari così no, il Friuli gaffat dal Leone di San Marco. E non sgaffe la nostra chiare aquile. E Vignesi in sostanza non ha portato grandi cambiamenti sotto il profilo della lingua. Ha portato il sfruttamento, come chi sapeva, con il disboscamento e con tutto ciò che commentava per l'arsenale di Vignesi e partire su i palazzi vignesi. E la roba a dure così a vonde tranquille per la lingua fin tra mai alla fine del 800, prima del 900, quando un'altra buttata di parole, in particolare dalla lingua tedesca, avvenivano mettus dentro tra la lingua comune in Friuli. E stiamo parlando dei frus che vengono a lavorare a Famodongus, alle fornaci, in Bavaria o in Baviera, e in 40 anni o in Carinzia, insomma, dove che venivano domandati. E di chi vengono parole spartati in Friuli come Lothar, dove tu e Pieri, e voi tal Lothar, a sareste a dormire, che sareste quel iet di strano, dove che loro, in tai loro paesi, in Germania e in Austria, la vengono a dormire. E viene la parola che però un fergherino differente, Regispili, che sareste la giostre, che vengono partite qua dalla dominazione, dove che sono restati poi a lungo, gli Asburgi, fin alla Grande Guerra. La parola come Kellere, che noi diciamo normalmente la cameriere, però in qualche paese si sente chiamare Kellere. E viene la parola spesso doprata fin tra mai anni 50, sbir, che è il grasso che si metteva sugli rodis, ma dopo sono arrivati i chiari di gomme, con i rodis di gomme, e sbir non l'è commentato più. E viene la parola sine, la sine, a sarebbe la rotaia, non il binario, perché il binario è di due. La sine è la rotaia, e la viene partita di là. Una roba che si mantiene, ma sta per morire di queste parole, il licov. Che grande feste di fin lavori che ha tocchiava sia le costruzioni fabbricate dalle chiese, ma anche quando si finivano Paolo di Scartossà o i grandi raccolti. Che altre parole che è entrate anche dalle famiglie Sioris, dove che prima la cucina, tra virgolette, dal fogolar, avevano il fogolar da un chianton, dopo la mettuta al miec, e fin tra mai che aveva bes ha fatto il spoler. Spoler che è alle todes spart herd, venga stai il fogolar per sparagnà, perché i lens che coventi in tal spoler sono posti perché il fuoco è stretto in tacche lì e aveva tutti i ciosci di piastre sparsore per tirare fuori il chiato. La parola rinchin
Rinchin è ringhien, vuol dire anel piccolo, è quel che non metti in talorele. Parole come, per esempio, siruc, che si diceva alle besties. Se uno la viene in lavoro con la macchina, dice viene in lavoro, se no in dietreglie. Va bene, si sente che sì, però non ho mai sentito sirucche. Non ho mai sentito sirucche. No, ma io l'ho sentito questo, non sta preoccupati sì, che avevano le bestie, sì. Esatto. L'altro contributo, gli torni un franganino dopo perché mi aveva appena marcato, in questi territori colonizzati dai colons slavs, ha portato anche qui paraulis, anche qui per esempio la parola britule, coltellino, la parola sgagne, noi diciamo sgnape, batalabassa, tra la zona diciamo anche qui, sgagne, il comat, che è il collare che si mette il cavallo, la parola colac, che non esiste più, perché lei che sorta di pan, no? Che il tocco di pan taron che si metteva dopo che si veniva a scolare, no? La parola è pustot, per esempio. Pustot vuol dire terre non coltivate, che è il termine anche tra le parole lunghe, che vuol dire terre abbandonate, per la quale tutte queste schiere di parole, però volerei spingere l'ultime sulle nostre parole che tu dopo tu appena qui in trasmissione. Mandi. Duc si rimpini sul latino. Mane in Deo, mane Dio. Alle poeti, bel nome, però filologicamente insostenibile, quindi non è vero. Per via che se avessi queste origini latine, lo vorresti inchiattare test, anche molto l'antichità. E allora ha un'origine di poi d'ogni di noi, puoi dare una connotazione didattica si fa dal vocente. Allora semplicemente in salute che noi idin qualche don calva via e disin mi raccomandi, il furlan alle sparagnine alle restate mandi e io us dis mandi ad oggi. Grazie professor, veramente della sua spiegazione che non si adatta a altri scoli, ma anche a altri telespettatori. Io spero di vederlo in qualche altra puntata con altri argomenti e ti ringrazio tantissimo, grazie professor Mitri. E come al solito, Furlan, Furlan, mandi a Duce.